Dare il segnale, volare in alto può essere il primo momento decisivo del campionato. C'è anche il fattore pubblico che può fare la differenza. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità di Geraci Siculo, provincia di Palermo, nel Parco delle Madonie. Geraci Villarosa, sesta giornata del girone B di promozione siciliana. È stata una chiamata a tutte le squadre. La vittoria per 3-1 con l'Aspra di settimana scorsa. Il Geraci oggi, per arrivare al pieno della maturità, deve vincere, perché l'Aspra giusto riposa e quindi il distacco in classifica da 3 può passare a 6 punti e siamo soltanto ad ottobre. Dall'altro lato però c'è un Villarosa che l'anno scorso ha eliminato lo stesso Geraci dalla Coppa Sicilia, perdendo poi la finale, ma la storia recente parla di 2 sconfitte di fila, e in casa contro il Gemini in Coppa e con il Lascari Cefalù, finale poi da Far West con una mega rissa tra giocatori e dirigenti. Le due formazioni: Geraci con il 3-5-2, De Miere in porta, in difesa da destra verso sinistra Cigno, Gnassi e Pecoraro, a centrocampo Albanese, Gonzalez, Villar, Serio e Aversa. La coppia d'attacco è formata da Marrone e Velardi, a disposizione di Gaetano Mirto. Risponde il Villarosa. 4-3-3 per Mario Folisi, che oggi rientra dalla squalifica, con Ticelli in porta, lo dico di il pallone lanciato in avanti a cercare stacco di testa da parte di Marrone, il rinvio di Allegra, il controllo tentato da Bagi, che ha la meglio nel contrasto. Allora il lancio lungo a cercare Gustavo Gonzongo-Tinga, arrivato dal Branciforti, ha giocato già in carriera nel Palermitano, per esempio a Castelbuono, anche nel Trapanese ad Alcamo. In entrambi i casi erano gli anni dell'eccellenza per quelle squadre. Geraci che è ripartito dalla prima categoria proprio dall'eccellenza dopo l'esclusione. Attenzione a Marrone che tenta la sterzata, se ne recupera dalla difesa del Villarosa, non trovato Zongo-Tinga, si riparte dietro da Pecoraro. Lui che giocò l'ultima partita della scorsa stagione proprio contro il Villarosa nella finale playoff di girone, partita che finì 0-0 dopo i supplementari. Villarosa che è passato lo stesso, dato il miglior piazzamento in classifica alla fine della regular season. Gnassi, pallone largo in fascia. Villar fermato subito, allora c'è il recupero, ha cercato Zongo-Tinga, il tocco di Gnassi, cerca di riproporre comunque il Villarosa in avanti, pallone quasi sul fondo, adesso completamente non lo va a prendere Cordaro, ce l'ha rimessa dal fondo anche per Mirko De Miere, lui che l'eccellenza l'ha giocata l'anno scorso con Serio. Battuta la rimessa, prolunga Cordaro, Zongo-Tinga la alza per Bagi, pallone in mezzo al campo, nuovo recupero, c'è il possesso da parte di Serio, pallone allargato adesso per Aversa, guarda un po' chi c'è in area, cross dentro, colpo di testa decisivo da parte di Blasi, rimessa laterale per il Geraci che rimane in proiezione offensiva. Si Aversa alla battuta, il servizio per Franco Villar, mette dentro a cercare i movimenti degli attaccanti, pallone in avanti verso Marrone, la copertura di Lodico, calcio d'angolo per il Geraci. In realtà no, perché l'ultimo tocco
stato di una maglia bianca. Si ripartirà allora da Conticelli. Già passati i primi 5, 0-0 tra Geraci e Villarosa, una delle diverse sfide di questo turno di campionato. Ieri 2 anticipi, il 3-3 pazzo tra Lascari Cefalù e Pro Falcone, la vittoria, la prima in campionato della Sant'Angiolese contro il primo spunto, primo sprint da parte del classe 2000 Claudio Velardi. Bravo l'arbitro, bravo! Sbaglia il passaggio, trova 3 maglie rosse a lanciare Zongotinga, Agnassi davanti a lui, la presa di Demiere. Cigno verso Marrone, non c'è l'aggancio, allora ci pensa il Villarosa a ripartire da dietro, rischia tanto con Lodico nel passaggio. Adesso Pangura, diversi presenti qui al Santissima Trinità a seguire la partita, uno scenario veramente bellissimo. La punizione per Conticelli, Cordaro che in precedenza aveva aspettato l'arrivo del pallone, c'era però anche l'avversario da quelle parti che ha fermato un po' il desiderio dell'esterno del Villarosa. Lo dico, in mezzo al campo per Bangura, il tentativo di tacco di Camara e segna, sì, scivolata a vuoto di Camara, serio, a lanciare in profondità verso Marrone, si stacca Velardi da quelle parti, Marrone, ci pensa Bangura a colpire di testa a liberare, c'è poi il lancio lungo a mo' di conclusione, possiamo dire così, da parte di Alessandro Aversa, classe 2002 del Geraci. Ennesimo rinvio in pochi minuti da parte di Conticelli. Pallone dietro d'esterno Conticelli perché c'è la pressione avversaria. Camara, Caba lo va a fermare Aversa. Allora pallone di serio in verticale verso Marrone, c'era il taglio da parte di Marrone, pallone però troppo a Conticelli. Curiosità, vedete a fondo campo dall'altro lato le panchine, che in realtà non ci sono soltanto delle sedie a rappresentare le panchine qui al Santissima Trinità, dove sono seduti i giocatori, le riserve di Geraci e Villarosa. Caba, pallone largo, c'è la corsa di Cordaro, tutti ad inserirsi in area, Cordaro a puntare a Versa, c'è il tiro respinto da quelle parti, ancora Cigno a far ripartire il Geraci. Bangura fermato, c'è Marrone dietro, Villar a lanciare, a cercare i movimenti di Velardi, lui che ha segnato sul calcio di arbitro che va a parlare con i giocatori in campo che si trovavano da quelle parti. Nessun cartellino giallo, graziato Abdul Bangura, poi il passaggio sbagliato, non calcolato bene per Aversa, ed è rimessa per il Villarosa che si muove con Lodico. La rimessa lunga a cercare Zongotinga, ci arriva Aversa, prolungamento di serio, Marrone gira, il colpo di testa da parte di Gonzalez, l'alzata di Velardi, pallone in avanti, c'è Marrone, deve controllare con il rimbalzo, la mette fuori però Di Blasi, stava andando al tiro l'attaccante del Geraci, la zampata in calcio d'angolo. Sempre lui, serio.
La battuta verso il secondo palo, troppo lunga. Il pallone va sul fondo. 4 gol in stagione per Gioacchino Serio, tutti in campionato. Nessuno invece nelle 3 gare di Coppa giocate dal Gera, veramente di poco. In realtà no, l'assistente dice che è rimessa dal fondo. Villar la va a prendere alla fine Lombardo, poi cerca di avanzare Allegra, guadagna la rimessa laterale. Pallone quello lì raccolto da Gaetano Mirto, allenatore del Geraci, reduce dal salto in eccellenza con la Leonfortese. Da lì ha portato anche Bacari Ignasi, che gestisce la difesa del Geraci. Geraci che cerca sempre di avanzare con questi lanci lunghi, cerca il controllo. Cordaro l'ha toccata con il braccio, il capitano del Villarosa dice l'ho toccata con il petto. Non hai più arbitro. Ha voluto fare una cosa particolare Giuseppe Cordaro. Gonzalez, colpo di testa, la prende Bangura. Lo dico. Lancio profondo, Zongotinga, giocatore molto fisico, lo vedete dalla sua muscolatura. Bangura a terra, stavolta è lui a subirlo il fallo, calcio di punizione per il Villarosa, che ha avuto alla battuta Moussa Badji, classe 2003, parte Badji, pallone lungo, arriva dalle parti di Kaba, aspetta il pallone giù, non vuole il rimbalzo, il servizio per Ibrahima Camara, non viene trovato il ricevente, il compagno. Azione sfumata per il Villarosa, che comunque rimane lì con questa rimessa laterale. Battuta adesso Badji, ancora Badji, serie di dribbling, il cross in mezzo, secondo palo, c'è il controllo quasi da parte di Camara, pallone dietro, tiro al volo di Lombardo, respinto subito da parte di Gonzalez. Allora Marrone, passaggio in fascia per Serio, la prende, no, è uscita secondo l'arbitro. Tanto c'è il vantaggio del San Fratello in casa della Geriosa, il gol di Pratico al 12°. Partita iniziata più tardi rispetto a quella del Santissima Trinità. Fallo da parte di Badji, calcio di punizione per il Geraci. Miasi Pecoraro, sbaglia il colpo Cordaro. Gonzalez dall'altro lato. 21°, sempre 0-0. Indicazioni di Mirto a bordo campo. Più contenuto Folisi dall'altro lato. Lancio lungo verso Zongotinga, colpo di testa, il pallone arriva a Kaba, si libera Zongotinga, pallone verso di lui, Gnassi, poi il tocco di Villar, Bangura, lo scambio con Camara, perde palla Bangura, recupera il Geraci, può ripartire in contropiede quasi, pallone verso la corsa di Gioacchino Serio, si allarga verso Serio, invece sprinta lui, ancora Serio, pallone verso la porta, la presa di Conticelli, ancora non è arrivato un vero e proprio tiro in porta, ma le avanzate del Geraci fanno ben sperare i tifosi qui allo stadio. Cabo è scivolato, lancio lungo, colpo di testa di Vincenzo Di Blasi verso la fascia, Allegra, la scivolata, pallone che
se lo contendono entrambe le squadre. Riesce a girare così Bagi, pallone in profondità, Zongotinga contro Niassi, pallone sul destro, ancora Zongotinga calcia, c'è Niassi davanti a lui che non l'ha mai mollato, l'attaccante ex Branciforti, ed è rimessa laterale per un Villarosa che lungo la fascia sinistra spinge tanto. Battuta la rimessa, tenta la sponda Camara, Marrone, Serio, lancio profondo verso Velardi, fuori gioco. Si alza la bandierina dell'assistente, fuori gioco per Gioacchino Serio. Scorsa stagione veramente di qualità alla Parmonval, a Palermo, la scelta del trasferimento della squadra della provincia, ovviamente una delle tantissime qui nel palermitano. Lo dico, prolungamento di Cornaro verso Zongotinga, pallone conquistato, ne ha due davanti, cade giù il suo intervento da parte di Ignasi. Zongotinga che rimane a terra. Sembra un po' la stessa situazione di prima con Gonzalez. Anche il Villarosa ci ha voluto provare in questo modo a conquistare il calcio di rigore dal lato corto dell'area. Niassi arriva Serio, ma anche l'attacco di Bangura. Serio resiste, colpo di testa, il pallone arriva ad Albanese, non la va a prendere Gonzalez, ci pensa Villar a fare arrivare il pallone dalle sue parti, giocata a cambiare tutto, nessun aggancio da parte di il tiro in porta da parte di Velardi, raso a terra, comunque interessante, varco trovato. Conticelli comunque si trovava lì pronto a bloccare. Lancio lungo sempre verso Zongotinga, colpisce Niassi, si ritorna indietro. Per una squadra che punta a salvarsi quest'anno al primo anno di promozione, una stagione storica questa per la squadra della provincia di Enna. Fallo da parte del Villarosa ai danni di Velardi. Calcio di punizione per il Geraci. Mamma mia, che giocatore! Ne ha fatto un altro bello, Serio. Stupendo! Stupendo! Nulla di più, nulla di meno. Serio, 1-0 Geraci. Bello piazzamento, portiere, la prossima è stessa. Grande piazzamento. Ritirati! 1-0 Geraci dunque, il gol di Serio sul calcio di punizione, stupendo, sul primo palo. Stacca Bangura, si vuole divertire il Geraci, fallo da parte di Allegra. Calcio di punizione, ce n'è un altro e Serio si avvicina subito. Certo, punizione da posizione più lontana rispetto a quella di prima. Lui però le giocate le ha e come. Gioacchino Serio! Possiamo chiudere. Doppietta nel giro di 3 minuti.
per Serio. 2 calci di punizione, 2 colpi perfetti. Zongotinga si gira, prima spalla alla porta, ora no. Pallone largo verso la corsa di Kaba, forse un po' troppo lungo, ultimo tocco e da parte di una maglia bianca c'è il calcio d'angolo per il Villarosa. Tutti a muoversi in mezzo all'area. La battuta di Mori Kaba. Va Kaba in mezzo, Niassi, anticipando anche Demiere che era andato in uscita, nessuna comunicazione probabilmente tra i due. Rimpallo vincente per il Geraci, sono in 3, adesso è soltanto Velardi. Velardi, c'è il tocco decisivo da parte di Allegra, avanza Serio, lo scatto contro Bangura, cade giù, calcio di rigore, one man show al Santissima Trinità, solo Serio sta giocando, solo lui. Calcio di rigore conquistato. Velardi, il gol del 3-0 al 32esimo. La rete da parte del Geraci con Claudio Velardi. Sembra chiusa questa partita. Alla battuta, ve lo dico, parte la traiettoria in mezzo, un po' a giro, colpo di testa. Pallone in profondità verso Marrone. Marrone contro Bangura, trattenuta un po' di Bangura, attenzione, Conticelli esce, c'è il tocco del portiere, ancora Marrone contro Conticelli, c'è il tiro da spinto, invece no, il pallone entra, 4-0, segna anche Mirko Marrone. Geraci che va avanti così a suon di gol. Il gol di Marrone. Perde palla, versa, occhio a Cordaro, cerca il calcio di rigore, c'è soltanto cartellino giallo, simulazione per Cordaro. Secondo ammonito dunque in casa Villarosa. Già Folisi ha mandato qualcuno a scaldarsi a bordo campo, più tra virgolette spensierato il Geraci, avanti di 4 gol, doppietta di Serio, entrambi gol su punizione diretta, poi le reti di Velardi su rigore, la prima sua azione, la quarta, quella di Marrone che lascia il pallone lì spazzato dalla difesa. Camara dietro per Lombardo. Bangura, lo dico, Zongotinga un po' pressato da Pecoraro, rischia un po' qui Camara, avanza Bangura, passaggio alla fine corto, albanese, Gonzalez dietro per Villar, arriva prima di Velardi, Di Blasi che subisce il fallo, si prende la punizione. Cava, punto gli avversari, il tocco di Niassi, rimessa laterale stavolta per il Geraci. Si cambia tutto da destra verso sinistra, Marrone non fa passare, va verso l'interno lui. Marrone. Conclusione sul fondo da parte di Abdoulaye. Bangura che al momento è il bomber della Villarosa in stagione, 2 gol, entrambi su calcio di rigore, l'ultimo in casa contro il Lascari Cefalù.
sul gol del momentaneo pareggio. Poi Lascari la vince. Di Blasi risponde l'altro 5 Villar. Adesso Gonzalez. Passaggio un po' corto per l'argentino Villar. Si torna dietro. Niassi. Pecoraro. Pallone verso Aversa. Scusando un po' il gioco di parole. Rimessa laterale. Vai Pecoraro, vai! Ormai meno di 10 al termine del primo tempo, partita al 90%. 11! Adesso anche al 100% la partita si potrebbe dichiarare chiusa. 5 gol, passivo veramente pesante per il Villarosa, che ne subì 5 anche Adelia contro la Gorgonia alla seconda giornata. L'alzata quasi in spaccata. Alla fine il pallone è uscito fuori. Gonzalez davanti a lui scivola Camara. Pallone per Serio. Si allarga Versa. C'è veramente tanto spazio lì lungo la fascia sinistra. Non viene servito nella classe 2002. Oggi titolare. Fallo. Schiato dall'arbitro. Geraci che stava per consegnare il pallone agli avversari. C'è anche Albanese giù. Niassi, l'attacco di Zongo Tinga. Pecoraro. Serio di prima, profondo, marrone, limite. Vuole Velardi, c'è la sponda di Gonzalez col tacco, si va dall'altro lato. Villar da fuori, non si va al tiro dalla distanza. Albanese. Arriva il nuovo entrato da Bo. Metterla fuori. Albanese. Sponda di Gonzalez. Fallo laterale però. Django Tinga. La protezione cerca di... Ancora Filippo Pecoraro. Demiere dal fondo. Bangura e Marrone da quelle parti. Ancora Bangura. Zongo Tinga. Per lo dico, cerca il varco, il tocco di Pecoraro sul fondo. Calcio d'angolo per il Villarosa. L'importante è partecipare. Vediamo se ci sarà del recupero. Forse qualcosina dato il cambio del Villarosa. La battuta di Bagi in mezzo, colpo di testa anche vicino alla linea. Poi il tentativo di Lodico fa finire il pallone in alto. C'è il fischio dell'arbitro. Finisce il primo tempo. Geraci 5 Villarosa 0. Un dominio quasi assoluto. Doppietta di Serio, entrambi gol su calcio di punizione. Poi il calcio di rigore trasformato da Velardi. Un'altra doppietta, quella di Marrone, a chiudere questo primo tempo qui al Santissima Trinità. Villarosa che già ha effettuato un cambio, uscita di Cava per Dabo. Per il resto nulla di che da segnalare per la squadra di Follisi, soltanto una conclusione da fuori di Bangura.
Secondo dei 3 atti in programma nel giro di un paio di settimane tra Don Carlo Misilmeri ed Enna. Dopo la gara di andata di Coppa arriva il return match per quanto riguarda il secondo turno della competizione di eccellenza, il tutto prima della grande sfida di domenica sempre al Giovanni Aloisio per quanto riguarda la sesta giornata del campionato, ma qui c'è in palio il pass per i quarti di finale. Biancorossi e gialloverdi, entrambe con qualche defezione nella formazione titolare, ma in campo vanno due squadre molto competitive sulla conclusione che viene respinta da parte di La Barbera. Altra sortita offensiva sulla fascia destra molto cavalcata dalla Don Carlo Misilmeri, qui conclusione di Fricano che termina la sua corsa oltre la linea di fondo, poi c'è un calcio d'angolo battuto da Concialdi, il colpo di testa e la palla che si perde fuori, colpo di testa di Gigi Mendola. Ancora Don Carlo Misilmeri che cerca di attaccare, lo fa con uno scatenato Piero Concialdi, il suo cross sul secondo palo, colpo di testa ai Balistreri, riesce a smanacciare Saitta, poi la palla viene allontanata dalla difesa dell'Enna. Enna che poi si affaccia in avanti con la sortita di Guzzardi, lo scambio con Prestia, poi la palla che arriva ancora a Guzzardi, ma ci vuole uno straordinario intervento di Riccardo Pellegrino, blocca la partita dell'Aloisio, la corsa sfrenata di Pietro Balistreri ancora in gol davanti al suo pubblico dopo la rete contro il Gela, per la festa con i compagni, perché questo è un gol pesantissimo ai fini del doppio confronto, ma ai fini anche della singola sfida, anche perché la Don Carlo sblocca la partita prima di andare all'intervallo di metà gara. Si va infatti negli spogliatoi sull'1-0 in favore della squadra di Utro. Qui ancora contestazioni da parte dell'Enna per l'espulsione di Mister Strano, che non sarà l'unica di questo folle pomeriggio di metà settimana. Inizia il secondo tempo, inizia con la Don Carlo che assalta ancora l'area dell'Enna, qui la sgroppata di Concialdi, doppio rimpallo sulla sua conclusione, alla fine a calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri che insiste con Mendola, il cross dalla sinistra, la palla che arriva in area, viene allontanata in qualche modo, poi ancora Concialdi che viene fermato, la palla arriva dalle parti di Riccardo Pellegrino, conclusione di Mancina che si perde oltre la linea di fondo, calcio d'angolo per l'Enna con la palla che spiove, viene all'onclusione, respinta molto bene da Marino sul primo palo in calcio d'angolo. Ancora però la squadra ospite che attacca, versante di destra con Prestia, la palla messa al centro, il colpo di testa spizzato di Amaia che si perde oltre la linea di fondo. Poi c'è un calcio d'angolo per la Don Carlo con Concialdi che gioca corto con Fricano, la palla finisce ancora al numero 10 che propone questo cross, la palla danza davanti l'area piccola ma non viene toccato da nessuno. Poi arriva l'occasione del 2-0 con Mendola che raccoglie e poi spara col sinistro a incrociare incolpevole Saitta, la palla si insacca, il gol del 2-0, il secondo in 4 giorni per Luigi Mendola che domenica ha trafitto il Plus Palermo e qui segna il gol che riporta tutti in parità a pochi minuti dalla fine. Insiste però l'Enna con questo calcio di punizione sul pallone Caronia, con la palla che gira ma sorvola non solo la barriera ma anche la traversa. Altro calcio di punizione un paio di minuti più avanti, però sull'altro versante, quello di destra, la conclusione di Mancina, di Prestia che si perde fuori. Romano torna dall'ex giocatore della Nissa che ubriaca di finte gli avversari, poi lo scarico indietro per Concialdi che calcia scivolando. La risposta da parte di Caruso e come dicevo è subentrato a Saitta dopo il gol del 2-0, ma ancora Don Carlo che cerca di attaccare, chiude bene la difesa dell'Enna e allora si va ai calci di rigore. Rigori che iniziano bene per la Don Carlo Misilmeri perché va alla conclusione Pietro Balistreri, trasformazione centrale, battuto Caruso. Poi il primo penalty per l'Enna è quello di Federico Amaia che spiazza Marino, un tiro, un gol per entrambe. Poi Cossentino si fa ipnotizzare da Caruso, potrebbe portarsi in vantaggio l'Enna con questa trasformazione con la palla che però si perde sul palo. Capitan Tosto non riesce a capitalizzare, poi però Caruso si trasforma in Superman quando riesce a smanacciare la conclusione potente di Mancina di Riccardo Pellegrino. Il nuovo rigore lo calcia, visto che c'erano ancora 4 squadre del girone A di eccellenza pronte a passare il turno. Intanto ci congediamo con questa festa. Da Sportisil è tutto, alla prossima. Obvio.
Io mi sto saltando. Però glielo devi dire che cosa dice il monte e il mare. Una volta quasi che Secondo tempo di Geraci Villarosa, siamo nella sesta giornata del girone B di promozione siciliana, 5-0, lo vedete lì il punteggio, una partita gestita dal Geraci con la doppietta di Serio su calcio di rigore, il gol di Velardi, poi la doppietta di Marrone, occhio perché c'è un giocatore del Villarosa a terra. Un colpo alla testa che sembra abbastanza pesante nel corso della partita al posto di Capa nel primo tempo. Gli applausi per la Mindavo. Sfortunato questo ragazzo che l'anno scorso ha voluto saltare il finale di stagione trionfale del Villarosa, era in stampelle fino a qualche mese fa, adesso questo nuovo problemino viene accompagnato fuori, vedremo se sarà in grado di che si è presentato con il 3-5-2, Demier in porta, in difesa Cigno, Gnassi e Pecoraro, centrocampo albanese, Gonzalez, Villar, Serio e Aversa, in attacco Marrone e Velardi, proprio l'attacco delle Geraci ad andare avanti, Marrone a puntare 5 giocatori, ce l'ha sul sinistro ancora Marrone, c'è il destro, Marrone che esce di poco, l'occasione per Marrone, ha sfiorato il palo dopo che si è creato lo spazio nella classe 2001. Dai Conticelli che sei grande! Villarosa invece che ha risposto con il 4-3-3 con Ticelli in porta, in difesa Lodico, Di Blasi, Lombardo e Allegra, centrocampo Bangura, Camara e Baggi, in attacco c'è adesso Dabo al posto di Capa assieme a Zongotinga e Cordaro, ammonito lui assieme a Bangura che ha commesso il fallo del calcio di rigore poi trasformato da Velardi, il momentaneo 3-0. Punizione Villarosa, è tutto ok per Dabo che sembra farcela, riaccolto in campo con gli applausi da Mindavo. Nessun cambio dunque ipotetico per il Villarosa, meglio così. Lombardo va a battere, c'è il colpo di testa voluto dal Villarosa in area di rigore, poi Cordaro cerca il colpo al volo, è uscito un tiro un po' storto, lotta ancora il capitano del Villarosa, infine l'alzata di Di Blasi che finisce fuori. Gonzalez, Bravo Conticelli! pallone dietro per Pecoraro, adesso Serio, assoluto protagonista, doppietta, entrambi gol su punizione diretta, poi
Ha conquistato lui il calcio di rigore. Marrone fuori gioco. Si alza la bandierina dell'assistente. Cambio nel Villarosa. E il secondo. Esce Zongo Tinga. Cercato tantissimo dai compagni. È uscito spesso. Comunque è entrato in questa zona di partita. Sull'ingresso in campo di Alessio Folisi, figlio dell'allenatore Mario. Mossa conservativa perché lui è un centrocampista, Zogotinga è un attaccante. Alessio Folisi, tra l'altro fratello di Mattia Folisi, vice di Mario Folisi, che oggi è squalificato. Ancora Marrone. Dietro verso Gonzalez, finisce giù. Dabo, primo pallone dopo quello che è accaduto prima. Impreciso per Bangura. Ancora Dabo. Alla meglio nel rimpallo, poi gira. Lombardo, arrivato dal Sant'Anna quest'estate. Allegra, cross di testa a levar via la mediana delle Geraci. Ancora Bangura, l'attacco di Marrone. Lombardo calcia da fuori, centrale per Demiere. La rosa che non riesce ad andare fino in fondo, molto ben chiusa la difesa del Geraci. Poi Albanese lascia lì il pallone, riconquista comunque, si va a fare tutto il giro all'indietro praticamente l'ex Calcarelli, compagno di squadra con Conticelli lo scorso anno. Camara non sfonda la presenza. Albanese, un po' di spazio per avanzare, si allarga Velardi. Albanese va da lui, ancora Velardi, scivolata di Lombardo, regolare sul pallone. Soltanto rimessa per il Geraci. In tanti si scaldano a bordo campo. Albanese, Gonzalez, scambio con Villar. Gonzalez finta, va sul sinistro. Villar, serio, tuttocampista che si infila in mezzo a tante maglie rosse. Adesso Alessio Folisi dietro per Conticelli. Nel rinvio nella portiere del Villarosa, colpo di testa di Albanese. Il pallone viene preso da Velardi, la pressione da dietro di Camara. Velardi prova a superare Allegra, arriva sempre Lombardo che ha giocato l'inizio di Velardi, prova a puntare Allegra, poi la va a girare dalle parti di Serio. Il pallone arriva a Conticelli. Non soltanto spettatori qui in tribuna alla Santissima Trinità, ma anche in altura, la vedete quella scala dietro la porta di Conticelli, là sopra c'è gente che guarda la partita, avendo praticamente davanti agli occhi un panorama particolare. Geraci sicuro che un comune conosciuto come tra i borghi più belli d'Italia. Cambi per il Geraci, esce Velardi. Bangura, pallone girato dalle parti di Allegra. Ancora Bangura, cerca spazio il Villarosa, calcia Bangura da fuori, non di molto.
servirebbero questi tiri dalla distanza per la squadra di Folisi. Uniche soluzioni trovate queste, soprattutto con Bangura, ma restiamo lì. Il tocco di Lodico, ancora Bangura, largo da Alessio Folisi che si è posizionato lungo la fascia di destra. Cordaro, avanzata provata da Baggi, nuovo anticipo con Lodico, si va a prendere il calcio di punizione, cambio anche per il Villarosa, viene effettuata adesso, esce Lombardo, eppure stava giocando bene, è iniziato bene il secondo tempo. C'è l'ingresso di Ferrara, Dabo, Camera, prova a giocare un po' il Villarosa, Geraci che sta concedendo spazio alla squadra di Folisi, un vantaggio di 5 gol, ci sta assolutamente. Sì. 3-1 intanto del Gioiosa contro il San Fratello, il gol di Calabrese. Avanti invece qui Giovanni Murò, appena entrato a puntare Ferrara. La rimessa laterale sempre per la squadra di Mirto, che rimane in proiezione offensiva. Villar, serie di scambi di testa tra Baggi e Dabo. Avanti ancora Versa, vince il duello, cross dentro Ferrara di testa, pallone in mediana appoggiato da Villar, Serio, largo, Coco, sponda dietro, Serio, a girare, a cercare, a Versa, tapin al volo in mezzo, Conticelli. L'azione del Geraci. Alla fine Aversa l'ha presa, non era facile. Sponda di Cordaro, pallone di ritorno di Dabo, capita ancora al giocatore del Villarosa il pallone, colpo di testa di Camara, si arriva da Gonzalez. Guardavo che ci sei che era forte, quindi lo emozionava proprio. Miassi stava perdendo l'equilibrio, non era una situazione rischiosa per il centrale ex Leonfortese, cerca l'aggancio marrone, la alza Di Blasi, finisce giù però il classe 99 del Villarosa, oggi al debutto in campionato in questa stagione. Arbitro che va a vedere un po' la situazione. Convocato per la prima volta, subito dentro, Di Blasi. Giocato tanto l'anno scorso, una pedina ritrovata per Folisi, che oggi, d'altra parte, deve fare a meno di uomini importanti, tra cui Cocimano. Tanto c'è stato un cambio, sempre per il Villarosa, è uscito Bangura, il più pericoloso. Pallone riconquistato dal Villarosa, Dabo. Ci siamo! Murò, pallone dietro per un nuovo lancio lungo marrone, adesso ci crede di più, la gestione assieme a Di Blasi che si rifugia da Conticelli, di nuovo Di Blasi. Villarosa che punta
segnare almeno un gol, quello della bandiera. C'è il recupero da parte di Coco. Baggi per Alessio Polisi, avanti Baggi, a terra assieme a Serio che dice non ho fatto nulla. Il Geraci continua. Gonzalez morbido a cercare Giovanni Murò, lo scambio voluto con Marrone, il tiro al volo di Marrone. Che azione del Geraci, tripletta di Marrone come contro il Gioiosa. 6-0. Vince il primo set il Geraci, la tripletta di Mirko Marrone. E si prende gli applausi dei tifosi. Sono 9 in stagione per Mirko Marrone. Nuovo cambio per il Villarosa. Hai capito? Sei migliorato. C'è stato l'ingresso di Rapé, cambio anche per il Geraci. Applauditissimo Marrone che ne ha fatti 3. Lascia il suo posto a Sheikh Konate. Vai io so, vai. Che buono tuo figlio. 6-0 dunque per il Geraci. Si aspetta per continuare un pallone buono. Andrà a calciare il nuovo entrato Rapé. Una partita veramente chiusa. Sin dall'inizio. Con una doppietta di Serio, il calcio di rigore di Velardi, primo gol su azione, quello del 4-0, tra l'altro li ha segnati soltanto Marrone. Una tripletta che l'ho portato a rifiatare poco fa con l'uscita dal campo. Alessio Polisi in mezzo verso Dabò, c'è un po' il liscio da parte di Cigno. Pecoraro finta su Alessio Polisi. Geraci che poi andrà a affrontare la Pro Falcone domenica 23, prossima settimana, sempre alle 15:30. Villarosa invece che avrà un'altra sfida molto difficile in casa contro l'Aspra, secondo in classifica. C'era un figlio male. Villarosa che in trasferta comunque sempre segnato sin dalla scorsa stagione, tutte le partite, soltanto la prima di campionato contro il Nicosia è rimasto a 0 reti, quindi 0-0 sempre nella provincia di Enna. Adesso il Geraci continua ad attaccare Serio con la punta centrale per Conticelli. Una striscia di partite con gol fatti in trasferta per il Villarosa di 18. Oggi sotto 6-0. Questo dato potrebbe un po' distruggersi. Il Geraci insiste però. Murò sempre in mezzo all'area. Anticipo fondamentale di Di Maria. Gonzalez lascia dietro Villar, scambia con Konate. Ancora Villar, Serio. Geraci non si stanca mai, anche
forze fresche come Murò soprattutto, così come Konate e Coco. Serio. Villar, l'anticipo di Camara, Rapé prende palla, passaggio un po' corto per Camara che non la prende per poco. Rapé va a parlare con Camara nella non intesa. I due hanno perso il possesso del pallone. Passaggio lungo di Pecoraro in fascia, Aversa supera così in velocità l'avversario, calcia Aversa sull'esterno della rete. Ci ha voluto provare giustamente sul 6-0 Alessandro Aversa. Nuovo cambio. Esce proprio lui, Aversa. Al suo posto Pisacreta, argentino, uno dei tanti in casa Geraci. Non giocava da un po', infatti l'ultima sua presenza in campionato fu nella sfida vinta gioiosa per 6-1, giocato da titolare, poi ha fatto sempre panchina. Villar lascia Serio, se la cava, poi lotta con Camara, ancora Villar, pallone scippato, poi un po' di screzio con Di Maria. Camara, cercano di scambiare il pallone, lo dico, e Alessio Polisi si ritorna dietro da Di Blasi. Di Maria, Camara, triangolo, si muove Alessio Polisi, la prende da Vo, c'è Rapé, ancora Rapé, scambio con Cordaro, non arriva da Vo di testa. Il Villarosa non può andare. Poco più di un quarto d'ora alla fine. Vedremo se il Geraci segnerà quel gol in più che gli permette di avere la partita con più gol fatti in questa stagione. Eguagliata appunto la trasferta di Gliaca di Piraino contro il Gioiosa. C'è stato anche il 5-2 sempre qui contro la Super Giovane Castelbuono in Coppa. Nel frattempo c'è il raddoppio della Castelluccese in casa della Mistretta, segnato Rinaldi su calcio di rigore. Apertura in fascia, ma a rispondere però la difesa ennese. Pagi, Rapé, avanza Paolo Rapé, lascia lì a Camara, Cordaro spalla alla porta, un po' pressato, Camara non può tirare, abbastanza chiuso, serie di rimpalli, il pallone rimane in area di rigore, si ritorna indietro con il tocco di Serio, lo dico. Villarosa che vuole tornare almeno a casa con una piccola soddisfazione. Ancora Moussa Bagi, perde il possesso, Gonzalez, pallone girato, Konate può avanzare a spazio, ancora Konate va verso la fascia sinistra, poi gira, pallone in verticale, sbagliato da parte di Villar, c'è comunque Murò, evita così, lo dico, ancora Murò, a puntare Di Maria, Murò, si muove Konate, cerca il calcio di rigore, nulla, secondo l'arbitro che era lì ben posizionato. A sua volta il Villarosa ha anche il proprio spazio per avanzare, però è lento nell'andare avanti, infatti Dabo non è abbastanza veloce nel ricevere il pallone. Di Bagi, Gonzalez, Geraci che Ma pagare a Rosario quando partono di che va avanti così. Perché la squadra ci piace, non ci piace come venire da noi.
Lo sa, o lo convertiamo presidente che ti paghi e organizza tanti che... A pare che ti muovi, se ti È cerco. un po' un 3-3-4 se vogliamo, quello del Geraci in fase di possesso, con Coco largo a destra, Pagate che io ho fatto. c'è Pisacreta largo a sinistra. Nel frattempo vantaggio della Gorgonia Delia contro il Castelbuono, il gol del solito Rosario Genova. Fallo su Villar, cartellino giallo per Camarà. Rimane giù Franco Villar, ufficializzato un paio di giorni fa dal Geraci. Ha debuttato in campionato contro l'Aspra, che è sbarcato dall'Argentina. Franco Nicolas Villar Cabaleiro, arrivato dal Talleres de Remedios de Escalada, che non è il Talleres della primera divisione argentina, per capirci la squadra che affronta il Boca Juniors, il River Plate. Da quest'anno la prima avventura in Italia per Franco. Ancora Folisi, lascia lì Alodico, il pallone ritorna dalle sue parti, lo perde contro la pressione di Pecoraro, c'è il fallo conquistato da Folisi, calcio di punizione per il Villarosa. Ci sarà anche l'argomento Coppa da affrontare. Geraci che ha pareggiato in casa della Castelluccese 0-0 ai 16esimi. Il ritorno è fissato per mercoledì 26. Villarosa invece che andrà a giocare nella provincia di Agrigento contro il Gemini. Non si giocherà a San Giovanni Gemini, ma a Cammarata, al Vito Di Marco. Gonzalez, grande apertura verso Konate, imprecisa però. Ora ci facciamo battere, all'ultimo ci facciamo battere. L'alzata di Ferrara Miassi se la cava. Geraci dunque che sale così a 15 in classifica, 3 punti importantissimi perché il vantaggio con l'Aspra è di 6 punti e non è poco, assolutamente no, quando siamo al 16 ottobre. Già un segnale al campionato è stato dato, anche l'anno scorso primo posto, ma in prima categoria era il girone C, lo stesso anche del Villarosa. Geraci primo, Villarosa secondo, con il Villarosa che poi ha vinto la finale playoff contro il Calcarelli. Insomma, una squadra passata al triangolare perché la partita non l'ha vinta, è finita 0-0 dopo i supplementari. Villarosa passato per il miglior piazzamento rispetto al Calcarelli, poi il triangolare playoff promozione con Gemini e Accademia Trapani. C'era stata la sconfitta a Casteltermini contro il Gemini 3-2, poi la vittoria sempre con quel risultato contro l'Accademia Trapani. Villarosa che alla fine poi è salito assieme alla squadra allenata da Alberto Moroso, Accademia che quest'anno è stata sorteggiata nel girone A, Villarosa nel girone B. Ha avuto la peggio il Gemini, che poi alla fine ha dovuto affrontare un altro triangolare, quello tra le perdenti del triangolare precedente e dei 2 accoppiamenti degli altri gironi di prima categoria. Fondamentale il pareggio in casa del San Fratello.
4 punti e primo posto, poi San Fratello che è stato ripescato, così come il Sant'Alessio. Alla fine non c'è stata nessuna vittima nello scorso finale di stagione, tutte hanno avuto il proprio contentino, tra virgolette. Ovviamente i vari ripescaggi sono dati da meriti sportivi, tutti i punti che vengono accumulati. Scambio in area di rigore, va avanti Coco, esce Conticelli che la tocca, il pallone rimane lì, Di Blasi cerca di spazzare, la alza da Bo in fallo laterale. La rosa che sembra non averne più. Il Geraci gira il pallone con molta calma. La lascia di Murò, va Rapé, rimontato dallo stesso Murò che rimedia la perdita del possesso palla di qualche secondo prima. Nessun aggancio di Coco, comunque applaudito dai tifosi. Cambio nel Geraci, esce Serio, consegna la fascia a Pecoraro. Due gol su calcio di punizione per Serio nel giro di 2 minuti. Come ha fatto lo sa solo lui. Al suo posto è entrato invece Valor, un altro argentino. Era titolare contro l'Aspra, oggi ha riposato. Gioca il Geraci, pallone verso Konate, esce Conticelli che la controlla. Dopo Cerapè ad inseguire, pallone torna indietro, l'attacco su Dabo. Ferrara per Alessio Polisi, incontra Konate, ancora Polisi, trova Cordaro, c'è la scivolata dietro di lui da parte di Villar d'esterno, così Dabo verso Camarà contro Konate, ce l'ha rimessa dal fondo per Demiere. Quasi oggi spettatore non pagante, Mirko Demiere. Sponda fuori gioco però da parte di Murò. C'era stato il tocco fortunato per Giovanni Murò, arrivato dal corpo di Valor. Polisi, spinto Cordaro da Coco, pallone recuperato quasi da Polisi, lo mette fuori Konate che con l'aiuto avversario. Ragione hai, quando ha fatto voi una giusta.
Ha ragione. L'attacco su Valor, pallone recuperato, Camarà in mezzo, poi tra giocatori del Villarosa, larga Valor, lancio in avanti, si chiama il fuorigioco su Murò, invece va avanti Murò a puntare la pressione di Blasi, e calcio d'angolo per il Geraci che non spinge, è sempre 6-0. Fa tutto corto l'angolo, cross in mezzo, c'è la zampata da parte di Villar, vicino alla rete l'argentino, la sua seconda presenza in campionato. Rapé, l'assalto di Villar senza fallo. Konate, Gonzalez si muove rapidamente, sempre per Konate, ormai è diventata quasi una passeggiata per il Geraci. Villar potrebbe allargare, lo fa. Valor in mezzo, secondo palo, colpo di testa sopra la traversa, il tentativo di Bartolo Coco. Si stava regalando la soddisfazione in classe 2006, vicino al gol, tra l'altro molto bello perché il pallone si stava per insaccare sotto la traversa, non un colpo banale. Giro palla non disperato ma rassegnato del Villarosa. Cerca la squadra di Folisi di tenere il pallone almeno fino al 90°, magari cercare quel lampo fortunato in profondità, ma le probabilità sono abbastanza difficili. Ultimo minuto, non ci sarà probabilmente del recupero, a prescindere dai cambi effettuati. Sì, Gonzalez, Villar, attacco dietro, pallone per Cigno. Pecoraro, una delle sue solite partite di gestione di attenzione. Konate, profondo, il pallone di Murò, si va indietro. 2 di recupero. Segnalati dall'arbitro. Si giocherà ancora quindi fino al 92°. Così il Geraci si va a prendere il 7° risultato utile di fila, comprendendo anche le partite di Coppa, ovviamente di campionato. La 6ª vittoria in questa striscia di risultati. La Rosa che invece va al 3° KO di fila, dopo quelli contro Gemini e Lascari Cefalù. Prossima settimana ci sarà l'Aspra. In campo intanto non si vuole giocare più.
Mancano ancora 45 secondi. Villarosa gira il pallone. Bravo! Alla fine, dopo lo mette fuori. Coco, corto. Di un altro ritmo il Geraci, ma c'è il fischio dell'arbitro con 40 secondi d'anticipo. 6-0 contro il Villarosa, la doppietta di Serio, entrambi i gol su calcio di punizione, il calcio di rigore trasformato da Velardi, poi il show, il one man show anche di Marrone con una tripletta che si prende il pallone e se lo porta a casa. I tifosi del Geraci richiamano la squadra di Mirto sotto la tribuna. Ci sarà questa scena e ce la vediamo. Gli applausi soprattutto per Marrone, man of the match, si va a prendere il 5 dei tifosi in tribuna. Gli applausi per Mirko Marrone, fierissimo del suo pallone, se lo tiene stretto in mano, seconda tripletta dopo quella al Gioiosa. Sono 9 in stagione, tanta qualità. C'è anche la foto di gruppo per festeggiare momenti di una stagione che è iniziata bene. Con questa squadra può andare anche meglio volendo. È tutto dalla Santissima Trinità di Geraci Siculo. 6-0 Geraci contro il Villarosa. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.